Ben ritrovati cari ascoltatori e ben ritrovati nel nostro appuntamento con un pizzico di Radio Chef. Anche oggi siamo pronti a raccontarvi di tante realtà, appuntamenti e anche eccellenze del nostro bellissimo territorio, sempre con uno sguardo naturalmente al futuro, ma anche per approfondire alcuni temi. Intanto diamo il benvenuto in studio anche alla nostra nutrizionista Claudia Casarsa, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo però subito proprio dal nostro territorio, dalle sue ricchezze, sempre anche in collaborazione con Promoturismo FVG e qui oggi con noi abbiamo come ospite ai nostri microfoni, anche il video che potete seguire sulla nostra pagina Facebook Radio.03 Venezia, il nostro canale YouTube, Matteo Bellotto. Con lui parleremo anche del Friuli Colli Orientali Ramandolo Testing Academy, un punto di riferimento dei vini dei Colli Orientali del Friuli. Ma innanzitutto Matteo, buongiorno, ben ritrovato, benvenuto. Quando noi... Ci senti Matteo? Io non vi sento. Ecco, noi ti sentiamo ma tu non ci senti. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperare l'audio. Proviamo, ci siamo? Niente, non ci siamo, lo recuperiamo tra pochissimo e torneremo a parlare di vino. Intanto però, insomma, gli argomenti di cui parleremo oggi saranno tanti. Parleremo anche dell'orzo, perché ci sarà un altro ospite, quindi dal vino passeremo al mondo delle birre artigianali e questo scopriremo è un ingrediente molto importante, però è anche un ingrediente importante per esempio nella nostra dieta di tutti i giorni, vero Claudia? Assolutamente sì, diciamo che proprio quello che noi consideriamo proprio un cereale antico, è una delle più antiche veramente coltivazioni che insomma partiamo proprio dall'era proprio paleozoica. No, la prima comparsa dell'uomo, effettivamente l'orzo è stato sempre così, ha sempre accompagnato diciamo l'alimentazione umana. Ad esempio i gladiatori anche si nutrivano proprio di orzo perché è anche un po' più calorico rispetto al frumento, effettivamente dava più energia, quindi è un veramente diciamo che fa parte di della nostra storia. Purtroppo nella sua storia rispetto al frumento, che cos'è che ha perso per strada? Ha perso per strada il fatto che anticamente non era adatto per la panificazione, anche perché adesso sappiamo non è ricco di glutine, quindi per questo era un pochino considerato anche un alimento rozzo e poco digeribile. Poi però in futuro l'orzo è stato diciamo rivalutato in regione proprio diciamo grazie anche ai Celti, la nostra cucina, ecco, effettivamente il Friuli Venezia Giulia ha proprio veramente una cultura celtica alle spalle anche dal punto di vista alimentare, grazie proprio al fatto che ci hanno introdotto questa coltivazione dell'orzo. Poi esiste appunto l'orzo mondo, che è quello più integro e che in effetti ha anche un apporto chilocalorico maggiore rispetto ad esempio all'orzo decorticato, che viene privato in parte del suo guscio, fino poi a quello più così, a quello sbiancato, al perlato, che è quello più raffinato. E infatti neanche molte meno chilocalorie. Detto questo, l'orzo ha sempre accompagnato infatti il menù anche delle popolazioni. Qui in Friuli insomma un piatto tipico è anche proprio l'orzo e fagioli anche in Carnia, e diciamo che poi dai germogli, proprio dalla germinazione ecco dell'orzo si ricava proprio il malto, che poi serve appunto per le preparazioni delle birre, di cui sicuramente ecco dopo ne parlerete molto meglio. Diciamo che dall'orzo si ricava anche la farina, perché l'abbiamo già detto, può essere introdotta effettivamente nella panificazione, ma assieme ovviamente a una farina più forte ne guadagna il pane un gusto un pochino particolare. L'orzo mondo, che è appunto integro, solitamente è quello che viene tostato e poi effettivamente è quello che poi ci dà l'orzo anche solubile, o è proprio un vero e proprio
proprio surrogato del caffè. Dal punto di vista nutrizionale diciamo che non è solo un apportatore di alcuni sali minerali, soprattutto se integro, però ecco vantaggi e svantaggi. L'orzo mondo ad esempio che integro richiede molte ore di ammollo e poi anche cotture molto, molto lunghe, ecco perché magari andiamo a prediligere quello decorticato, di cui però un pochino di sali minerali ecco se ne perde. L'orzo è molto ricco di fibre, quindi insomma favorisce anche il benessere intestinale, soprattutto della flora batterica, dopodiché è anche ricco di mucillagini e anche per questo ha questa sua così attività emolliente proprio nel tratto gastrointestinale. Ricordiamo insomma alcuni minerali: fosforo, magnesio, anche silicio, potassio, zinco, calcio, che sono contenuti all'interno proprio dei suoi semi. Per quanto riguarda poi un altro vantaggio anche eventualmente ecco di introdurre più orzo nella nostra alimentazione, anche il fatto che l'orzo, come l'avena, è ricco di beta-glucani, che sono dei contrastanti proprio contrastano diciamo così l'indice glicemico, il picco glicemico, e aiutano anche a regolare poi il colesterolo. Quindi direi che l'orzo dovrebbe essere più parte ecco della nostra alimentazione. Ma ci sono degli abbinamenti sì e abbinamenti no con l'orzo? Ma questo abbinamenti diciamo dal punto di vista nutrizionale, non quello del gusto in questo momento. Ecco, io ho citato infatti orzo e fagioli, ovviamente questo cereale assieme ai legumi che si completa, un menù povero ma anche molto così anche un'alta sostenibilità ambientale. Poi insomma l'orzo si adatta a tutto, ad esempio anche nelle insalate estive, molte volte ecco adesso è stato così riproposto e in effetti va bene. Per quanto riguarda, essendo già ricco magari un pochino di fibre, per alcune persone magari associarlo a troppe verdure potrebbe creare qualche problema. Direi che benissimo, comunque deve essere completato primo, secondo e contorno solito. Bene, poi invece dell'orzo e della sua importanza anche per quanto riguarda tutte le aziende che producono birra artigianale, parleremo più tardi anche nella nostra intervista che seguirà. Prima ci occuperemo anche di vini, ma prima di collegarci io ti voglio raccontare questa sfiziosa ricetta che sa tanto di settembre. Oggi è il primo giorno proprio di questo mese dell'anno che ha proprio dei colori e delle atmosfere veramente romantiche. Sono questi crostini con i fichi, un antipasto rapido e anche molto sfizioso. Vi serviranno 12 fettine di pane, potete scegliere quelle tipo baguette, 150 grammi di stracchino, del prosciutto crudo a fette sottili, più o meno 6 fette diciamo, poi dopo ovviamente voi provate e potete anche ampliare la ricetta, fichi freschi, miele da caccia quanto basta, 3 fichi. Questi crostini sono veramente ideali per questo periodo di settembre e si abbinano molto bene i fichi freschi con il prosciutto crudo. L'altra volta abbiamo scoperto anche il prosciutto di San Daniele DOP, eravamo ad Area di Friuli Venezia Giulia, appunto a San Daniele, quindi direi che ci sta, questo pensiero ci rimane, visto che si è concluso proprio all'inizio di questa settimana. E così creeremo un contrasto dolce e salato veramente irresistibile e azzeccatissimo. In più ci possiamo aggiungere un po' di stracchino con del miele che donerà una nota di dolcezza avvolgente. Sono gustosi e croccanti, perfetti anche per aprire una cena. Basta tostare quindi queste fettine di pane con un filo di olio extravergine d'oliva e rosmarino. Poi le farciremo con stracchino, prosciutto crudo, fichi freschi a spicchi, infine una colata di miele di acacia. Per renderli davvero dei bocconcini prelibati si può usare appunto la baguette, ma anche ad esempio del pane casereccio classico, dividendo in fette a metà. Al posto del prosciutto crudo si può usare anche lo speck, e se vi piacciono i contrasti veramente decisi potete sostituire il miele con della grassa di aceto balsamico. Proponiamo anche una variante, Claudia, per sostituire lo stracchino per chi non potesse o è allergico o non ama i formaggi, latte, latticini. A parte scegliere magari quelli senza lattosio, se però uno è allergico, ecco che devono essere sostituti a base di bevande vegetali. Esistono ormai in commercio proprio degli spalmabili anche a base di soia che sono insomma così versatili e possono in pratica sostituire proprio lo stracchino.
Benissimo, allora ti è piaciuta questa ricetta? Che ne dici? Sì, certo, molto molto così autunnale. A proposito, prima che mi chiedevi anche dell'uso dell'orzo, ecco che l'orzotto, magari adesso proprio con il prosciutto crudo ed eventualmente così anche con gli spinaci, si crea veramente un ottimo piatto, è molto versatile. È vero, sì, e si abbina molto bene anche e piacevolmente a tantissimi altri tipologie di vini del nostro territorio, vero Claudia? Beh sì. Allora, noi tra l'altro abbiamo anche recuperato il nostro ospite per parlarvi finalmente, come vi dicevo, di Friuli Colli Orientali, il Ramandolo Tasting Academy, questo luogo proprio di riferimento per quanto riguarda gli appassionati di vino, ma anche per il nostro vino nel mondo, e per dare proprio continuità e speranza, perché tra l'altro ricorre anche il 50° anniversario del consorzio, e in questa grande occasione verrà proprio inaugurata la Friuli Colli Orientali e Ramandolo Tasting Academy, ma noi ne parliamo con Matteo Bellotto. Buongiorno Matteo. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui. Allora raccontaci, intanto partiamo da questo anniversario importante e poi che cos'è la Friuli Colli Orientali Ramandolo Tasting Academy? Allora, l'anniversario è un anniversario che noi recupereremo quest'anno perché ricorreva nel 2020, poi per motivi legati ovviamente alla crisi pandemica abbiamo dovuto un po' rimandare. In realtà la Tasting Academy è già attiva da 1 anno e mezzo, anche se non siamo riusciti a promuoverla ancora. Diciamo che siamo in fase di start-up. Che cos'è la Tasting Academy? Intanto è un luogo che esiste soltanto in questa regione, il Friuli Venezia Giulia, e in nessun'altra regione d'Italia. È un luogo, una stanza che è sita a Villa Nachini Cabassi, che è la sede del consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo, ma è anche sede del consorzio delle DOC del Friuli Venezia Giulia. È una stanza dove ci sono 32 vini in degustazione che cambiano ogni settimana, vini bianchi, vini rossi, e dove c'è un mega schermo dove noi abbiamo mappato più di 4.600 vigne, e ad ogni assaggio andiamo a riferire quel vino a quella vigna, andiamo ad ascoltare la voce di quella terra, facendo in modo che questa diventi una sala di formazione gratuita per tutti i professionisti, ma anche per tutti gli appassionati, perché è capitato anche che in quest'anno molte persone siano venute qui come regalo di compleanno a venire qui a formarsi. Una bellissima idea. Sì, molti sommelier, molti appassionati, voi sapete che i tanti corsi delle tante associazioni che ci sono in regione, in tutta Italia, per i corsi di avvicinamento al vino con i sommelier come l'AIP, la FISA, l'ONAV e quant'altro, poi possono mandare qui i loro corsisti. Molti vengono quando devono passare l'esame a fare un ripasso insieme a me, oppure possono venire a formarsi per diventare veri e propri ambasciatori del territorio, perché io parto da un presupposto: se noi abbiamo una bottiglia di vino sul tavolo e stiamo parlando della bottiglia, i casi sono due: o la bottiglia ha un problema o noi abbiamo un problema, perché la cosa bella del vino è essere tramite, non essere fine di qualcosa. In questo modo la Tasting Academy riporta al centro la terra, i luoghi e la specialità di questa regione come delle altre, ma in particolare questo: invece di dire che facciamo i vini più buoni del mondo e dovremmo berli tutti per sapere se è vero, sì. E magari non è neanche questo importante, possiamo dire una cosa che è ancora più importante, che soltanto qui abbiamo certe cose, quindi puntiamo all'unicità invece che alla competizione, perché si sa, chi insegue non è mai primo, no? Allora noi abbiamo smesso di inseguire, dicendo che c'è una cosa che possiamo fare, ed è l'essere unici, che è quello che stiamo facendo. Esatto, inoltre la Tasting Academy è un'occasione anche per crescere tutti, no? Quindi i professionisti possono formarsi, possono raccontare il territorio, farlo crescere, confrontarsi, ma io direi che è anche un ottimo spunto la Tasting Academy dei Colli Orientali per poter formare anche noi che parliamo e raccontiamo della cucina e dei vini, no? Assolutamente, noi qui abbiamo un motto: raccontiamo solo quello che possiamo dimostrare. Il consorzio da 20 anni raccoglie dei dati specifici sulle uve e sui territori, che raccogliamo anche in una pubblicazione che facciamo ogni anno che si chiama Le stagioni alle uve. Ebbene, qui riusciamo attraverso l'oggettività del racconto a riscoprire in maniera ancora più profonda la soggettività dell'assaggio. Quindi possiamo formarci in una maniera che è totalmente rivolta verso l'uva
e ci permette di dimenticarci quasi di dover commentare un vino, perché è una cosa un po' noiosa molto spesso se ci pensiamo. Ebbene, qui andiamo a parlare dell'uva, perché l'uva con i suoi dati riesce a non mentire. A noi non piace dire bugie, ci piace essere concreti. Ci piace che questa cosa che l'uva non riesce a mentire. Ma raccontaci allora, Matteo, visto che ci hai dato tanti spunti, e questa io penso sia un'occasione che sarà golosa per molti, interessante. Tanti sono gli appassionati e i vogliosi di imparare, in particolare in questo fantastico e coloratissimo mondo che è quello dei vini. Cosa si può fare per poter partecipare? È molto semplice. Noi abbiamo aperto sul sito del Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandu, che è www.colliorientali.com, una sezione, appunto Tasting Academy, dove c'è un calendario, ci si può semplicemente segnare negli orari o nei momenti che si preferisce. Basta scrivere un messaggio e poi anche riferire quante persone quando venire. Io ricevo una mail automaticamente e rispondo, e quindi anche in pochi secondi si può prenotare il tutto. Oppure basta venire qui a Corno di Rosazzo, a Villa Nachini e Cabassi, e riuscire un po' a entrare nel consorzio, che è molto semplice. Ci sono qua io sempre, a meno che non sia in giro per l'Italia a fare delle masterclass che riguardano sempre i vini della nostra regione, siamo sempre qui presenti, e quindi insomma ci potete seguire anche sui social, in particolare sui miei social. Comunque sostanzialmente io passo la vita qua dentro e poi anche in giro per l'Italia a fare delle master, che la prossima settimana sarò in Sicilia, ad esempio nella cattedrale di Noto, a raccontare i vini del Friuli Venezia Giulia. Matteo, intanto ti abbiamo ascoltato già volentieri, quindi immaginiamo che li racconti anche in un modo appassionante e coinvolgente. Poi vedremo di iscriverci anche noi. Intanto speriamo di ritrovarti prestissimo anche qui su Radio Chef per raccontarci di queste meraviglie, soprattutto di questa Friuli Colli Orientali Ramandu Tasting Academy, che permette a tutti proprio di approcciare e di imparare per quanto riguarda i nostri meravigliosi vini. Siete sempre i benvenuti, come tutti quanti i vostri ascoltatori. Grazie Matteo per essere stati con noi e speriamo di ritrovarti prestissimo. Buon lavoro, Matteo. Grazie a voi, grazie a voi. E noi torniamo allora dopo questo bellissimo appuntamento dedicato alla formazione nell'ambito dei vini, e devo dire che è anche un tema che sta appassionando sempre di più tante persone, la conoscenza dei vini, ma anche appunto conoscere le uva da cui nascono, la loro storia, i vitigni, il lavoro che si fa proprio in un'azienda vitivinicola. Cambiamo settore, però restiamo sempre in un ambito davvero affascinante. Questa volta vi parliamo dell'orzo che serve anche a produrre la birra. Parliamo di Asprom. Si tratta infatti di una rete di 200 produttori agricoli friulani che coltivano l'orzo da birra con una marginalità economica che va circa 15-20% maggiore dell'orzo zootecnico. Partner primario anche di Birra Castello, ad esempio, per la fornitura dell'orzo, e poi insomma aiuta per chi lavora in questo ambito della birra a poter avere l'orzo, questo ingrediente importantissimo proprio per poterla produrre. Ma noi andiamo a scoprire di più insieme ad Alido Gigante, che è qui in collegamento con noi proprio per Asprom. Buongiorno e benvenuto. Non è più in collegamento, anzi sì, eccolo qua. Alido, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, raccontaci di quello che è la vostra rete di produttori proprio nell'ambito dell'orzo da birra. La nostra rete è partita per la valorizzazione dell'orzo e per dare un reddito economico, una marginalità economica maggiore alle aziende agricole. Siamo partiti nel 2013 e poi ci è venuta l'idea di diventare anche noi produttori di birra, con il modello ormai abbandonato del birrificio turnario, no? C'era una volta latteria turnaria, sì. E noi abbiamo ripercorso questo modello col birrificio turnario, e praticamente dove il socio, l'aderente alla rete, con l'orzo che ha coltivato viene ogni giorno o quando vuole, prenota la cotta e si fa la cotta con la sua birra, con la sua ricetta. Noi abbiamo due mastri birrai che si dedicano alla preparazione della birra, facciamo diverse ricette e siamo in grado di
di fare tutti i tipi di birra che si conoscono più o meno, replicare tutti i tipi di birra che si conoscono più o meno sul mercato. Benissimo, e quindi il vostro invito soprattutto è anche quello di iscriversi ai vari produttori, no? Sì, per poter esatto. far parte di questa vostra grande rete. Esatto, come dicevo prima, il nostro primo obiettivo è valorizzare la produzione dell'orzo da birra friulano. Quest'anno abbiamo 1450 ettari, abbiamo prodotto circa 60.000 quintali di orzo, la maggior parte va, come diceva lei prima, per Birra Castello, che è un partner formidabile che ci aiuta tantissimo, e quindi poi Birra Castello fa birra come prodotto italiano. Birra Castello ne vuole ancora e noi stiamo cercando appunto nuovi aderenti per arrivare a superfici sempre maggiori e coinvolgere un territorio sempre più vasto che si dedicano a questa coltivazione, anche considerando il fatto che con queste siccità certamente coltivare orzo è molto meno pericoloso che coltivare mais, che purtroppo, come avrete visto, quest'anno ha fatto una brutta fine a causa di questo perdurare della siccità che non ha consentito l'irrigazione. Esatto, infatti lo immaginiamo. Poi ricordiamo che iscriversi a questa rete non comporta spese annuali, non comporta obblighi economici. Quali sono, le caratteristiche di questo appartenere, insomma, alla vostra rete? Sì, noi abbiamo uno statuto, un regolamento interno di gestione che l'aderente deve rispettare. Come dice lei, non ci sono costi, in quanto a parte le spese di prima iscrizione in Camera di Commercio, poi non ci sono altri costi tranne quelli di sostenere, di corrispondere naturalmente al soggetto interno alla rete che fa la trasformazione o che fa la trebbiatura o che fa qualsiasi altra attività necessaria a portare l'orzo fino alla fine del suo percorso, quindi dentro la bottiglia. E basta. Poi naturalmente, affinché la rete resti in piedi come modello, è necessario che chi è iscritto alla rete utilizzi tutti i servizi della rete e non all'esterno, nel senso che deve cercare possibilmente di utilizzare i prestatori di servizi che ci sono all'interno, voglio dire il trebbiatore o che cosa, insomma, per creare questa economia circolare interna che dà sostentamento a tutti quanti i partecipanti. Iscrizioni che, come dicevamo, sono quindi aperte per produttori ed agriturismi. La famiglia di Asprom aspetta tutti. Che cosa bisogna fare per avere ulteriori informazioni? Basta scrivere al sito www.asprom.it, asprom.it, scusate. E noi poi vi contatteremo di nuovo l'azienda e c'è un modello da compilare per l'iscrizione. Siamo a disposizione per ogni chiarimento, anche per le spese che ci sono, insomma, tutte queste cose, e niente, diamo tutte le informazioni, diamo le varietà di orzo che devono seminare, gli indichiamo dove andarle a comprare, insomma accompagniamo il rettista passo passo fino in tutto il percorso. Benissimo, io davvero ringrazio Lido Gigante per essere stato con noi, ma naturalmente ci risentiremo ancora proprio per parlare della vostra rete di produttori agricoli friulani che coltivano l'orzo da birra. Ricordo che troverete anche sul nostro sito tutte le indicazioni che ci ha dato Lido in questa intervista e la mail, e poi ci sono anche in onda i nostri spot, per cui se avete domande comunque potete anche scriverci, noi vi daremo tutte le modalità per poter saperne di più. A Lido grazie anche per averci raccontato di questa meravigliosa realtà della nostra regione. Grazie a voi, saluto tutti gli ascoltatori, arrivederci. Grazie a Lido, quindi insomma abbiamo veramente spaziato un po', no? E in tante realtà abbiamo anche ricordato quanto la nostra regione sia ricca da questo punto di vista, dalla formazione importantissima anche nell'ambito dei vini, perché oltretutto sono una passione, quindi quando si riesce insomma veramente a studiarli approfonditamente, la cosa ci dà ancora più soddisfazione. E poi abbiamo scoperto i produttori dell'orzo per creare la birra artigianale, anche questo è un settore che sta avendo sempre più successo anche qui in Friuli Venezia Giulia. Poi vi abbiamo raccontato invece dell'orzo, abbiamo approfittato per parlarvi di questo cereale così antico però sempre importante sulle nostre tavole. Claudia.
È importante, esatto. Poi è stato ricordato infatti rispetto al mais, ad esempio l'orzo è anche un po' più proteico, è meno ricco di lipidi, di grassi rispetto proprio al mais, quindi forse è anche un'occasione di riproporlo molto più spesso in tavola. Magari diversifichiamo un pochino le nostre culture, così come anche nel vino magari impariamo a variare. Esatto, hai ragione Claudia, variare è sempre importante, variare, conoscere le nostre peculiarità. Noi infatti vi invitiamo a seguirci anche domani, vi racconteremo un po' della spesa di settembre, vi racconteremo anche di quello che portiamo in tavola, come servirlo, idee di ricette, novità, curiosità e soprattutto vi porteremo in tour per la nostra regione. Non dimenticate che la prossima settimana, oggi c'è stata proprio la conferenza stampa di presentazione, c'è Friuli Doc a Udine che vi aspetta con tantissimi eventi e appuntamenti. Ci saremo anche noi di Radio.0 con la nostra presenza, come di consueto sotto la loggia del Lionello, ma saremo presenti anche con la nostra brochure dedicata a Friuli Doc, tantissime ricette che abbiamo raccolto proprio in questa manifestazione dei nostri ascoltatori, ricette che vi permetteranno di ritrovare tanti ingredienti della nostra tradizione, come ad esempio la polenta rivissuta in altre ricette, oppure perché no altre ingredienti tradizionali come la zucca rivista in ricette dolci e molto leggere. Ma questo è solo un piccolissimo anteprima. Inoltre saranno anche, grazie alla collaborazione con l'Arlef, tradotte in lingua friulana, quindi potrete ascoltarle in podcast e appunto ascoltare nella vostra lingua se la parlate, oppure scoprire di più su questa lingua così affascinante che è anche una ricchezza di questo territorio, vero Claudia? Quindi ci fai un saluto anche quindi, tu in lingua friulana? Mandi. Eccola là. Allora noi ci ritroviamo domani per un pizzico di Radio Chef, mi raccomando non mancate. Ciao a tutti. Ciao. Un pizzico